Scende dal cielo, posati sopra di noi, come una brezza di vento leggero, ora toccami, Signore. Santo Spirito, vieni su di noi, facci musica, per te vogliamo dare gloria al Re dei Re, apri cuori e riempili. Padre, ascoltaci. Vieni Spirito in noi. Padre, ascoltaci. Siamo figli tuoi, portami vicino al trono tuo, la mia certezza sei solo tu. Vogliamo dare il nostro cuore a te, del tuo amore parlami. Padre, ascoltaci. Vieni Spirito in noi. Padre, ascoltaci. Siamo figli tuoi. Padre, ascoltaci, siamo figli tuoi. Vieni Spirito, grida dentro noi. Padre, ascoltaci. Vieni Spirito in noi. Padre, ascoltaci. Siamo figli tuoi. Sta scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. Potete sedervi. È una parola forte che oggi ho faticato perché non è facile parlare del cuore, del nostro cuore e di ciò che si nasconde nel nostro cuore. Noi siamo abituati a vederci buoni, a vederci puliti, a vederci trasparenti, a vederci innocenti.
Ma molte volte non è così. Molte volte ci sono degli ostacoli nel nostro cuore che ostacolano il favore divino. Qua si parla di Gesù quando ha trovato i venditori nel Tempio. Ovviamente, vedendo quel luogo profanato da venditori, si è arrabbiato e ha buttato tutto a terra, perché il Tempio andava purificato. Quindi, in un certo senso, il Signore ci sta dicendo che il nostro cuore è come il Tempio di Gerusalemme, molte volte inquinato, contaminato e ha bisogno di essere purificato. Ok? Posso procedere? Noi siamo molte volte come gli uomini del mondo, che apparentemente sembriamo puliti, apparentemente sembriamo innamorati di Gesù, però nel nostro cuore coltiviamo sentimenti contrari a Gesù. E il Signore oggi vuole parlare ampiamente, anche se da tanto tempo che parla il Signore in questi termini, però oggi vuole parlare nello specifico e ci vuole rivelare ad ognuno di noi cose che non va. Affinché quando il Signore però rivela, noi non dobbiamo temere, perché se rivela vuol dire che ci vuole aiutare a capire, a conoscere, per liberarci, per essere purificati. Certo, Gesù è andato in quel tempio, ha sgridato, ha buttato fuori tutto il male. E così la stessa cosa oggi vuole fare con ognuno di noi. Vuole sgridarci, quindi correggerci, per purificarci. Ma se noi non abbiamo rivelazione dentro, ma se noi non capiamo cosa si nasconde nel nostro cuore, noi saremo sempre a posto. Ma ricordiamoci che se non vegliamo, noi non saremo mai a posto. A posto tu sei quando dimori in Cristo, quando riposi nella sua parola, quando fai della sua parola la tua lampada, la lampada al tuo piede. Cioè significa che ti fai guidare ogni giorno dalla parola e che confidi in quella parola, non hai un cuore dubbioso, perché quando siamo alla presenza del cuore dubbioso, la grazia tarda ad arrivare. Invece il cuore deve riposare nel favore divino, nella grazia del Signore, ubbidendo alla parola di Gesù. Ok? Quindi, dicevo, il cuore può essere un sedotto, ingannato, è doppio. Cioè, il Signore oggi mi ha fatto soffermare su questi 3 inquinamenti, diciamo. Il cuore sedotto, noi lo andiamo a prendere in Genesi 3,13, lo potete scrivere e poi lo prendete con calma. A casa mi raccomando di leggere e rileggere, tanto sono versetti e li potete rileggere per capire meglio. Genesi 3,13. Dio, il Signore, disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata ed io ne ho mangiato. Quindi quando ci troviamo di fronte a un cuore sedotto, c'è Satana che regna nel cuore. Satana inganna il cuore.
Satana ha ingannato Eva ed Eva ha fatto mangiare dell'albero il frutto dell'albero proibito ad Adamo e tutti e due si sono ribellati a Dio. Quindi quando c'è un cuore pieno di seduzione, sedotto dal maligno, il cuore è ingannato, quindi disubbidiente, quindi ribelle, quindi cieco. Quindi analizziamo. Ognuno di noi si fa 4 conti con se stesso davanti al Signore. Quindi abbiamo detto il cuore sedotto. Sedotto, ingannato è la stessa cosa, però sedotto è perché è stato ammaliato, cioè Eva è stata ammaliata. Ok? Quando siamo alla presenza del cuore ingannato, c'è proprio è Satana che anziché parlarci e ci ammalia con la parola, ci inganna nel cuore, con i pensieri. I pensieri che abbiamo nella mente li trasmettiamo al cuore e il cuore viene inquinato dall'inganno. Lo leggiamo questo in Atti 5:3. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Quindi vedete i 2 momenti. Nel primo momento Satana parla ad Eva. Quindi noi possiamo ricevere una seduzione dall'esterno. Lui ci parla attraverso un amico, uno del mondo, o anche un fratello, secondo. Sta a noi discernere il bene dal male, discernere la verità dalla falsità. Se noi siamo immersi nella parola, noi riusciremo a distinguere il vero dal falso. Se noi non capiamo, non conosciamo la parola, è ovvio che ad ogni parola detta dagli altri, noi possibilmente cadiamo nella seduzione. Mentre nella seconda puntata, diciamo, il cuore viene ingannato da noi stessi, dai pensieri che magari il maligno mette nella nostra mente, che dalla mente scendono questi pensieri ai nostri cuori. Cioè significa che noi ci crediamo talmente tanto a quei pensieri che abbiamo concepito o ci sono stati concepiti dal maligno che cadiamo nell'inganno. Anania non ha sentito la voce. Anania ha seguito i suoi pensieri, pensieri che il maligno, che Satana, ha messo nel suo cuore. Amen? Questo discorso vi è chiaro? Ho cercato di semplificare, il Signore oggi mi ha fatto fare un lavorino certosino. Poi, quando siamo alla presenza di un cuore doppio, il nostro cuore è doppio perché è come se ci fossero 2 cuori, è come se ci fossero 2 pensieri contrastanti che si fanno guerra. Il cuore doppio lo leggiamo in Matteo 6:24. Nessuno può servire 2 padroni, questo lo sappiamo, ma molte volte non ci soffermiamo. Nessuno può servire 2 padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Mammona può essere non solo i soldi, ma può essere qualsiasi cosa che prende il sopravvento dentro di noi. È la stessa cosa che io sono pastore e poi sono
Ho una ditta dove io guadagno tantissimo, ma dove io soffoco i miei operai. Cioè io non posso essere l'uno e l'altro, perché uno di questi due prenderà il sopravvento su di me. Quindi o sarò pastore dal cuore integro o sarò dirigente dal cuore non integro, ok? Tra virgolette. Quando il nostro cuore ha questa difficoltà di scelta, perché da un lato voglio essere e dall'altro lato voglio essere, significa che io non ho dentro di me, non sono stabile. Io non ho un pensiero determinato. Io non so cosa veramente voglio nella vita. Ok? E quindi io, arrivato a un certo punto, o sarò sempre in guerra con me stessa e quindi non arriverò mai a stabilizzarmi in Gesù, oppure sarò se eternamente, quindi in questo conflitto, oppure io sarò o dell'uno o dell'altro. Ma due padroni non si possono servire. Gesù lo dice chiaramente. Quindi noi dobbiamo fare una scelta oggi, dobbiamo decidere oggi di chi essere, del mondo o di Gesù, del nostro egoismo o di Gesù, del nostro denaro o di Gesù, delle nostre idolatrie o di Gesù, delle nostre follie o di Gesù, di quello che vogliamo noi o di quello che vuole Dio. Badate, il Signore non è che ci sta rimproverando perché è contro di noi, ma ci vuole dire svegliatevi perché questi sono tempi un po' particolari nei quali io voglio preparare un popolo particolare, un popolo che veramente innalza il nome del Signore con convinzione e determinazione. Io non posso farmi trovare dal nemico impreparata, perché il nemico mi giocherà, mi metterà tante cose che mi farà, perché sono gli ultimi tempi, e mi farà deviare. E siccome il Signore non vuole che il suo popolo devi, ci sta mettendo in condizione di capire per mettersi a posto con Lui. Ognuno di noi si deve mettere a posto con Lui. Ognuno di noi deve permettere che il proprio cuore venga sanato, purificato, rinnovato, risvegliato per mettersi a posto con il Signore. Ok? Questo è chiaro? Ok. Quindi vi faccio ora capire attraverso i Samaritani come la doppiezza in che cosa consiste. Io ho scritto qua doppiezza di cuore, instabilità. Quindi non c'è stabilità, c'è l'instabilità. Una volta sogno a destra, una volta sogno a sinistra. Una volta avanti, una volta in via. Una volta mi fermo, una volta corro. No. Cioè in noi ci deve essere stabilità in Gesù. Noi non possiamo essere instabili. Infatti Giacomo, nella sua lettera, al capitolo 1, versetti 6 e 8, ci dice: se tu ti presenti davanti al Signore, ciò che chiedi, chiedilo con fede, quindi ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Deve essere chiaro questo concetto dentro di noi, perché oggi il Signore vuole veramente guarire questo cuore. Oggi il Signore lo vuole stabilizzare in Gesù questo cuore, perché se nel nostro cuore ci sono ostacoli che impediscono la grazia del Signore a procedere, no, il Signore ci sta venendo incontro e ci sta dicendo: io voglio sanarti, io voglio guarirti, io voglio darti tutto quello che tu vuoi, io voglio darti tutte le necessità della tua vita e via discorrendo, però svegliati, vedi il tuo cuore com'è, guarda nel tuo cuore. Il Signore vuole un cuore semplice, un cuore puro, un cuore pulito.
Ma quando il cuore è contaminato, inquinato, pieno e sovrappieno di queste cose, cioè noi siamo come le onde agitate dal vento. Quindi ma la chieda con fede senza dubitare. Quindi oggi chiederemo con fede senza dubitare. Oggi chiederemo che il Signore guarisca, libera, purifichi, guarisca e riempia il nostro cuore. Perché il nostro cuore deve appartenere totalmente a Gesù, non una parte, un quarto, ma neanche una briciola deve rimanere fuori. Perché in quella briciola il nemico ci tenderà, ci sedurrà, ci ingannerà. E noi saremo doppi di cuore. Quindi ma la chieda con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Io non voglio essere spinta qua e là. Io voglio stabilizzarmi in Cristo Gesù e procedere con Lui. Ci siete con me? Siete convinti? E allora se siete convinti, noi tutti insieme dobbiamo farcela e tutti insieme dobbiamo oggi permettere che Gesù guarisca, libera questo cuore. Un tale uomo, cioè chi ha questa agitazione dentro, chi è spostato a destra e a sinistra, chi cammina in due vie, un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi vedete, il Signore ci sta avvisando. Tu, io, noi non possiamo ottenere niente se noi siamo doppi di cuore, se noi siamo instabili, se non abbiamo fermezza in Gesù, nella sua parola, nella volontà di Dio e in quelle cose che Lui vuole che noi perseguiamo e portiamo avanti per la sua grazia e per essere testimone e luce delle nazioni. Signore ci ha chiamati e ci ha stabiliti luce delle nazioni. Le nazioni possono essere i nostri parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, amici lontani, amici vicini. Può essere chiunque, ma noi dobbiamo essere luce, luce che illumina. Perché noi dobbiamo portare la luce di Gesù. Amen? I Samaritani doppi di cuore. Lo leggiamo in 2 Re 17, 2 Re 17, 40-41. Ma quelli non ubbidirono e continuarono invece a seguire le loro antiche abitudini. Così quelle genti temevano il Signore e allo stesso tempo servivano i loro idoli. Vedete i Samaritani com'erano? I Samaritani quindi, leggiamolo di nuovo, temevano il Signore. Temevano, quindi rispettavano il Signore, ok? Temevano il Signore e allo stesso tempo servivano i loro idoli. Quindi gli idoli abbiamo detto che non sono solo le statue, scordatevelo, perché poi ci sentiamo a posto, no? Ma io non adoro, e poi ci sentiamo a posto. Non è questo. L'idolo è tutto ciò che occupa il tuo cuore. Tutto ciò che si fa spazio nel tuo cuore. Tutto ciò che il tuo cuore brama, vuole ardentemente. Quando al primo posto, quando tu ti svegli, al primo posto non c'è Gesù nel tuo cuore, perché pensi ad altro, là tu lo vedi. Veramente nel tuo cuore non c'è. Non c'è la pienezza di Gesù. Quando tu pensi ad altro, quando tu ti dai da fare per altro, non c'è la pienezza di Gesù. Quando tu dai tutta la tua energia, tutta la tua intelligenza, tutto il tuo sapere, tutto il tuo corpo, tutto quello che è nella tua vita, lo dai per quell'attaccamento, non hai Gesù nel tuo cuore, perché queste cose tu li devi avere per Gesù. L'attaccamento a Gesù per crescere, migliorarsi,
conoscere, capire, ricevere rivelazioni, fare come la parola dice, fare a modo di Gesù, sottomettersi, riposare, abbandonarsi, stare, aspettare il tempo di Dio. Questa è volontà di Dio. Quando c'è ben altro, o c'è troppo affaticamento per altro, o troppo imbroglio, incasinamenti per altre cose, badate bene che Gesù non occupa tutto il vostro cuore. Se Gesù non è la vostra priorità, se Gesù non è al primo posto, badate che Gesù non regna. Perché siamo noi che non lo facciamo regnare. Noi, mettendo, anteponendo, posticipando, allargando a destra, a sinistra, indietro, c'è tutto quello che noi vogliamo e non quello che vuole Dio. I Samaritani rispettavano Dio, quindi avevano timore di Dio, ma poi questo è essere doppi di cuore. Cioè che io temo Dio, lo rispetto, lo onoro e mi coltivo i miei idoli. Non come passatempo, ma come priorità. E io perdo il mio tempo nei miei attaccamenti, in ciò che la mia vita, il mio cuore riposa, non in ciò che dovrebbe riposare, cioè Dio. Quindi, quelle genti temevano il Signore e allo stesso tempo servivano i loro dei. E i loro figli e i figli dei loro figli hanno continuato fino a questo giorno a fare quello che avevano fatto il loro padre. Quindi non solo noi siamo d'ingiambo per noi stessi, ma noi siamo d'ingiambo per i nostri figli, per tutti coloro che sono attorno a noi, che ci vedono, che ci osservano. Ok? E Gesù dice in Matteo 12,30. Matteo 12,30. Matteo 12,30. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quindi se noi ci diamo da fare per tutto il resto e diamo un minutino o un piccolo tempo per le cose del Signore, disperdo. Tu disperdi, noi disperdiamo. Se non siamo con Gesù, non raccogliamo con Gesù. Se la nostra priorità non è Gesù, noi non raccoglieremo, ma disperderemo tutto quello che abbiamo fatto, le fatiche, le nostre cose, i nostri travagli per servire il Signore, per essere puntuali, per fare tutte le varie incontri possibili e immaginabili, ma io disperdo, perché nel mio cuore non c'è la priorità di Gesù. La priorità deve occupare tutto il cuore. Poi il Signore ti farà fare quello che tu ambisci fare, è ovvio. Quando capisce che non è un idolo, ti farà fare tutto quello che il Signore capisce che è giusto per te. Ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Lo so che questa parola non vi piace, però questa parola è necessaria perché è una chiave d'apertura affinché lo Spirito Santo possa purificare il cuore, possa liberare e sciogliere questo cuore da tutti questi attaccamenti. Allora Gesù ha detto, e Paolo ha detto pure, in 1 Corinzi 10, 21, 22. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vedete la doppiezza, l'ambiguità, in che cosa consiste? Il Signore è geloso. Dimmi.
Il Signore è geloso. Quindi, se noi siamo alla presenza di un Dio geloso, Dio non può vederci in questo modo, non può apprezzarci per come siamo. Lui non ci vuole come i samaritani. Lui vuole che noi mettiamo Gesù, Lui, al primo posto. Lui deve essere al primo posto nella nostra vita. Quindi non possiamo fare in questo momento comunione, questo significa con Gesù, e vado nel mondo e faccio comunione con il mondo. Nel mondo tu devi saperci stare, perché nel mondo tu devi invece coinvolgere a Gesù quelli del mondo per la salvezza, per la loro salvezza. Ok? Quindi non possiamo fare queste due cose. È in abominio davanti a Dio. Se io sono di Gesù, io devo essere di Gesù dovunque vado e mi devo comportare come Lui vuole, secondo i Suoi insegnamenti, secondo le Sue leggi, secondo i Suoi decreti, secondo la Sua parola, secondo la rivelazione, secondo la conoscenza che mi dà giorno dopo giorno. Amen. Signore, oggi ci vuole svegli, che ci svegliamo perché ci addormentiamo e lasciamo che il diavolo seduce il nostro cuore, inganna il nostro cuore, rende doppio il nostro cuore e noi possibilmente ci perdiamo e ci smarriamo in questo mare di minestre. Sapete, la minestra non si fa solo con una verdura, giusto? Quindi di mescolanze. Quindi noi dobbiamo stare attenti. Il Signore oggi ci sta tirando l'orecchio appunto per dire: devi stare attento, devi essere attenta. Veglia sul tuo cuore. Non permettere al tuo cuore di farsi riempire di ciò che a Dio non piace, di ciò che semina il maligno. Ma facciamoci riempire giorno dopo giorno da tutto ciò che viene dal cielo, dalla parte di Dio. Amen. Quindi non possiamo bere il calice del Signore e il calice dei demoni. E Giacomo dice per consigliarci cosa dobbiamo fare. Giacomo ci dice nel capitolo 4, verso 8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Quindi la soluzione c'è. Cioè il Signore non ci sta dicendo, tu, no. Ci sta dicendo, svegliati e avvicinati a me e fatti liberare e purificare. Ok? Fin qua ci siamo? Quindi Giacomo ci dice questo, ci dà il consiglio come fare. Dobbiamo noi farci purificare. Infatti all'inizio abbiamo detto che Gesù è entrato nel Tempio e ha purificato il Tempio, cacciando via tutto il male che si era depositato in quel Tempio. Amen. Lo pigliarono per pazzo, però lui, la sua pazzia era sapienza di Dio. Quante volte noi siamo pigliati per pazzi, però la nostra pazzia è sapienza di Dio. Certo, a meno che non facciamo i pazzi veramente. E il Padre vuole, e lo leggiamo in Ezechiele 11:19. Ezechiele 11:19. Io darò loro. Quindi se noi ci avviciniamo a Lui veramente è pronto per rinnovare questo cuore. Ci credete? Siete mosci? Ci credete? E allora dov'è la vostra voce? Non la sento la vostra voce. Dov'è? Siete diventati muti tutta una volta, tutto un colpo? E allora fate sentire la vostra voce. Allora, che cosa dobbiamo dire? C'è tanta convenzione. Comunque, il Signore sta parlando. Il Signore parla, poi ve la vedete con il Signore, giusto?
Ognuno poi, lui ha scelto questo bene per noi e sta a noi poi decidere di prendere questo bene, di prendere questi consigli, ok? E di prendere questa parola a nozze e portarla a nozze. Sposiamo questa parola, sposiamo questa esortazione, perché è un bene per la nostra vita e per la vita dei nostri figli. Allora, in Ezechiele 11, 19, 21 leggiamo: io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettono in pratica. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma quando a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore Dio. Allora, lui promette questo cuore nuovo. Lui promette, ci dice che ci darà questo cuore nuovo. Noi ci dobbiamo avvicinare a Lui, dobbiamo lasciare che Lui purifica il nostro cuore. Allora, la decisione spetta a voi e non pensiamo di essere a posto, non ci sentiamo a posto. L'ho detto all'inizio. Il Signore dice che lo farà tutto questo, ma quando a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose e alle loro abominazioni, io farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Cioè significa che se noi ci ribelliamo, se noi non ascoltiamo oggi questa parola, se noi induriamo il nostro cuore, non prendiamo questa parola, tutto ciò ci cadrà addosso. Tutto il male che noi ci attiriamo ci cadrà addosso. Quindi siamo noi la breccia aperta per il male, la breccia aperta per Satana. Satana prenderà la nostra vita, ci inquinerà, ci contaminerà, ci porterà nel mondo, ci sedurrà, ci ingannerà e via discorrendo. Questo significa, tutte queste cose vi cadranno addosso. Significa questo, ci cadranno addosso, significa questo. Quindi se noi non facciamo la giusta scelta oggi, non decidiamo oggi, in questo tempo che il Signore ci ha dato, tutto ciò di cui abbiamo letto ci cadrà addosso. Significa che il nemico sarà libero di agire come vuole, questo è. E il potere glielo diamo noi. Non è Dio che vuole il male, siamo noi che molte volte autorizziamo il nemico a fare male. Ok? E per finire, ci sono altri 2 versetti. Per finire, dobbiamo riprendere il concetto che ha sviluppato il pastore Carmelo. E lo leggiamo in 1 Samuele 16, 7. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Quindi se noi abbiamo un cuore come Dio vuole, Lui ci sceglie, ci porterà avanti per il cuore che abbiamo, non per la bellezza, per l'altezza, perché è stato scelto Davide, un giovanotto, piccolino di statura. Anziché Saul è stato rigettato perché si è insuperbito. Saul era di bell'aspetto, abbiamo detto, c'è molte volte il pastore ce l'ha detto, di bell'aspetto, anche perché lo leggiamo scritto, non è un'invenzione che
che portiamo avanti noi, non è cose che portiamo avanti noi, giusto? Di bell'aspetto e di alta statura. Ma Dio guarda il cuore. Davide, anche se ha peccato, e Davide, anche se lungo il corso degli anni continuava a peccare, ma aveva l'umiltà di piegarsi davanti al Signore, riconoscere i propri errori e dire: Signore, aiutami, ho peccato, ho sbagliato, ho fatto cose contro di te, perdonami, lavami e sarò lavato. Ok? Quindi noi dobbiamo avere la stessa umiltà che ebbe Davide. Oggi dobbiamo riconoscere davanti al Signore questi nostri peccati. Chi se ne riconosce mezzo, chi uno, chi due, chi tre, questo non ha importanza, questo lo vede il Signore, tu e il Signore. Però oggi dobbiamo riconoscerlo, oggi dobbiamo veramente umiliarci davanti a Dio e riconoscere i nostri peccati e lasciare che Lui ci purifichi, ci lavi e ci riempia d'amore, di pace, di pensieri di benevolenza, di pensieri che vengono dal cielo e non dalla terra. Perché? Come dice Gesù in Matteo 5, 8, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quindi, quando il cuore è pulito, spurgato, quando il cuore è pieno, quando il cuore è pieno di Dio, quando il cuore è umile, quando il cuore è sottomesso, quando il cuore decide di seguire il Signore, quando nel cuore Gesù ha la priorità, il cuore è puro. E allora quando il tuo cuore sarà puro, non sarà, quando il cuore questa sera deve essere, quando il tuo cuore questa sera sarà puro, vedrai Dio, vedrai la manifestazione, vedrai la potenza, vedrai la gloria, vedrai prodigi, segni, miracoli nella tua vita. E nel tuo cuore non ci deve essere né superbia, né orgoglio, né vanità, né ribellione, né amarezza, né malvagità, né impietà, né giudizio, né ogni sorta di bestemmia contro lo Spirito Santo, che è in abominio. La bestemmia contro lo Spirito Santo è non credere che Dio possa fare o possa servirsi di una persona o di un'altra persona. Non credere nella potenza dello Spirito Santo. Quando dice Dio è, noi dobbiamo credere e molte volte noi manchiamo di questa fede. Perché se Dio dice è, puoi aspettare, devi aspettare, ma quando dice Dio è. Amen. Allora ci vogliamo alzare. Oggi il Signore ci ha dato un bello scossone. Non credere nella potenza dello Spirito Santo. Quando dice Dio è, noi dobbiamo credere e molte volte noi manchiamo di questa fede. Perché se Dio dice è, puoi aspettare, devi aspettare, ma quando dice Dio è. Amen. Allora ci vogliamo alzare. Tu sei il nostro Signore. Tu ci hai detto di avvicinarci a te. E noi, Signore, ci avviciniamo a te. E con gratitudine ti diciamo grazie. Grazie per questa tirata d'orecchio. Grazie perché ci hai dato la possibilità di capire. Ci hai dato la possibilità di riflettere. Ci hai dato la possibilità di allontanarci da ogni male. Grazie, Signore. Grazie perché ci hai svegliati. Grazie perché ci hai fatto comprendere che non dobbiamo essere come i samaritani. Che non dobbiamo essere con il cuore doppio, con il cuore ingannato, con il cuore sedotto.
Grazie Padre, ci hai parlato e ci hai dato la soluzione. Noi siamo il tuo tempio, ognuno di noi è un tempio. E tu vuoi pulire questo tempio. E noi siamo qui alla tua presenza e vogliamo farci pulire da te, purificare. Noi ti consacriamo il nostro cuore. Ora, in questo momento. Il cuore è tuo, Padre. Liberalo, Padre. Liberalo dalla seduzione. Liberalo, Signore, dall'inganno. Liberalo, Signore, dalla doppiezza. Noi vogliamo, Signore, che tu prenda il posto nella totalità del cuore. Non che occupi un angolino, non che occupi metà, 3/4, ma tu vuoi regnare da re nel nostro cuore. E noi ti autorizziamo, decidiamo oggi di lasciarti regnare nel cuore, perché vogliamo, Padre Santo, nel nome di Gesù, che tu purifichi questo cuore, che tu lo lavi col sangue dell'agnello, che tu lo immerga nella tua acqua, che rinasca da acqua e da spirito questo cuore, che sia nuovo come tu hai detto, nuovo, non un cuore di pietra ma un cuore di carne, un cuore capace di amarti, un cuore capace di scegliere te, un cuore capace di ubbidire a te, un cuore capace di seguirti, un cuore capace di dirti sì, Signore, eccomi, fa di me quello che vuoi, parla al mio cuore, perché io voglio seguirti e decido di fare veramente, dare il meglio di me a te e di dare tutto me stesso a te. Ci consacriamo a te, Padre, come tuoi servi, come Chiesa, come organi vitali, Signore, che fanno il proprio lavoro in modo serio, in modo onesto, in modo stabile, in modo preciso, secondo la tua unzione. Ungi questo cuore, Signore, da una vita nuova, da un risvolto nuovo, da una sistemazione nuova, nel nome tuo, Gesù, Padre Santo. Vieni, Signore, vieni, Signore, vieni ad incendiare questo fuoco, questo cuore col tuo fuoco d'amore. Vieni, Signore, a riscaldare questo cuore col tuo potente amore, Signore. Fa scendere un'unzione forte e potente, Signore, su questo cuore, affinché sia un cuore deciso, un cuore stabile, un cuore pieno di te, un cuore che innalza te, un cuore che serve te, un cuore che prende dal cielo per donare a tutti i nostri amici, parenti, conoscenti, vicini di casa. Vieni, Signore. Vieni, Signore, perché noi vogliamo. Noi vogliamo, Signore, questo cuore pulito, puro. Vieni, Signore, a chiamarci beati, perché noi vogliamo essere beati, Signore. Perché noi vogliamo vederti, Padre. Vogliamo vederti su questa terra, vogliamo vederti nell'alto dei cieli. Vogliamo vederti, Signore. Vederti. Vederti, credere in ogni parola uscita dalla tua bocca. Noi vogliamo credere e vogliamo camminare non più instabili, ma con una determinazione, con una decisione, con una stabilità che viene dal cielo.
Noi vogliamo, Signore, vivere in questo mondo dove Tu ci hai posto per amare il nostro prossimo, per trasmettere luce al nostro prossimo, per aiutare il nostro prossimo e condurlo alla salvezza. Perché noi vogliamo il bene, il loro bene. E sappiamo che Tu sei il vero bene. Non c'è altro bene che possa eguagliare la Tua presenza, la Tua potenza, la Tua maestà. Grazie Gesù. Gloria a Te. Vieni, Signore, veramente a guarire questo cuore. Vieni, continua a guarire questo cuore, Signore. Guarisci il cuore, guariscilo ora, nel nome di Gesù. Guarisci, 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 consola, riempi, ora, ora, nel nome di Gesù, ora. Grazie Gesù, la gloria è Tua, Signore. L'onore è Tuo, Tuo il regno, Tu è la potenza, Tu è la gloria nei secoli, Tu è il regno, Tu è la potenza, Tu è la gloria nei secoli, Tu è il regno, Tu è la potenza, Tu è la gloria nei secoli. Amen, amen, amen. Lodatelo potenti Suoi, lodatelo nei cieli, lodatelo Lui grande è, lodatelo l'Eterno è Re. Col suono della tromba e con l'arpa e con la cetra, con danze e tamburelli suonando. Alleluia.